Buon venerdì amici di Sei a Casa, concludiamo insieme la settimana. Mercoledì, il 1° dicembre, si svolgerà in Camera di Commercio un workshop sui temi di rigenerazione urbana e abitativa dal titolo Green and Quality Life. È organizzato dall'Istituto Veneto per il Lavoro in collaborazione con Confartigianato Imprese Veneto e Verona. Ne parliamo quindi con il direttore di Confartigianato Imprese Verona in collegamento con noi. Saluto Valeria Bosco. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovata. Allora direttore, perché questi temi, a chi vi rivolgete e qual è la mission di questo convegno? Allora, il progetto di partenza si chiama Nostradamus ed è un progetto che ha visto impegnato la nostra federazione regionale insieme all'Istituto Veneto per il Lavoro, che è il nostro ente di formazione interno, e che ha promosso una guida che si chiama Casa Amica ed è una guida che vuole fungere da faro per tutti gli operatori del sistema casa, siano essi tecnici o le maestranze, guidarle nella ristrutturazione e nella costruzione di abitazioni che durino nel tempo, non solo da un punto di vista dei materiali e quindi delle case sane ed ecologiche, ma anche che durino per tutte le fasi della vita che una persona, una famiglia incontra ovviamente abitando in un immobile. Per cui in questo workshop partiremo da un'analisi demografica e di come si sono evolute le soluzioni abitative a cura del collega Gianluca Bastiato, che si occupa appunto di categorie per la Confartigianato Imprese Veneto. Parleremo con l'architetto che ha curato tra le altre questa guida, si chiama Marcella Gabbiani, e andremo proprio a vedere alcune soluzioni molto pragmatiche, molto semplici, ma che io stessa quando ho visto la prima volta non sono subito di immediata concezione, ma in realtà possono semplificare di molto l'abitare, ripeto, in tutte le fasi della vita, quando si hanno magari dei bambini piccoli, quando si è un po' più anziani, nei periodi in cui magari si ha una mobilità ridotta, stabilmente o meno stabilmente. Rifletteremo insieme alla psicologa Erika Borrella sul valore del rimanere il più possibile nella propria abitazione e che la propria abitazione sia un nido accogliente, lo ribadisco, in tutte le fasi della vita, perché ovviamente una persona che resta a casa e che resta a vivere in famiglia è una persona che vive meglio e in modo più duraturo. E quindi sulla scia di tutti i convegni che noi facciamo per la filiera casa, dove mettiamo a dialogo le maestranze, gli architetti e i tecnici delle costruzioni, anche questa volta sarà l'occasione appunto per riflettere insieme sulla tematica della longevità non solo dei materiali ma anche delle stanze e delle strutture abitative. Ma questa volta faremo un passo in più. Energie Sociali porterà una testimonianza del co-housing ovviamente per gli anziani e del co-housing che loro praticano in particolare per i giovani, perché è uno strumento di apertura al territorio, alla comunità, dove abitando insieme è possibile aiutarsi ed è possibile raggiungere degli obiettivi in termini di relazione e in termini proprio anche di sopravvivenza alle varie fasi della vita in modo appunto costruttivo. E quindi sentiremo anche, aggiungiamo questo ulteriore tassello di dialogo con la cooperazione sociale. E poi naturalmente ci occuperemo di tutti i servizi che Confartigianato Imprese Verona mette a disposizione sia dei privati cittadini che devono affrontare una ristrutturazione, una costruzione di un'abitazione, perché ovviamente attraverso i nostri servizi tributario e CAF ci possiamo occupare di tutta l'assistenza collegata agli sgravi, alla cessione del credito e comunque anche al reperimento delle maestranze. E per questa fetta di servizi Confartigianato Verona è in rete con altre 8 province del nord Italia, tra cui la Confartigianato di Ravenna, e quindi avremo ospite un collega appunto di Ravenna che si chiama Andrea De Murtas, che ci racconterà la nostra rete di Confartigianato, tra le Confartigianato che si sono messe in rete proprio per offrire dei servizi di qualità ai privati che hanno bisogno di assistenza nei più comuni Superbonus e Sisma Bonus che abbiamo ancora in essere e nei nuovi sgravi che già stanno
per il 2022. Quindi sarà un pomeriggio molto pragmatico e molto operativo, ricco di spunti per ogni categoria interessata. L'obiettivo o meglio la prospettiva, scusate, temporale è quella del 2050 e quindi guardare al futuro con nuove sfide appunto per l'edilizia, mettendo al centro l'uomo e quindi tutte le esigenze nelle varie fasi, come diceva bene il direttore, della vita, e anche il progetto di co-housing, che non deve essere solo insomma, pensato come un'opportunità per le persone più fragili o più deboli o per gli anziani, ma perché no, una nuova prospettiva. Ma naturalmente, perché quello che ci ha insegnato anche la pandemia è che la casa è veramente il nostro bene più prezioso. Nasciamo geneticamente predisposti a prepararci ad avere un immobile di proprietà o comunque di abitare in un immobile in affitto, ma non è detto che in tutte le fasi della vita possiamo starci da soli e sostenerne le spese, per cui pensare a un co-housing anche solo a tempo, anche solo per sostenere le spese può essere una scelta, e può essere una scelta che ha delle ricadute sul territorio dirette, perché immaginatevi un quartiere, ma non voglio anticipare la testimonianza che faranno i colleghi della cooperazione sociale, però in un quartiere dove delle persone stanno insieme, si aiutano insieme, possono raggiungere degli obiettivi dove stando singolarmente non è possibile. E ovviamente, l'abbiamo detto tante altre volte, Confartigianato Imprese Verona si occupa di imprese ma si occupa anche di persone, per cui con questa riflessione noi vogliamo rivolgerci anche proprio alle persone che scelgano degli artigiani di qualità per fare i lavori nella loro casa, per costruire le loro case, per ristrutturarle, e al contempo sappiano anche che possono essere accompagnati per delle scelte che magari sono impensabili in un certo momento della vita, ma che poi i fatti ci mette d'obbligo insomma, di prendere. Quindi sarà veramente un pomeriggio interessante a cui bisogna approcciare con curiosità. Infatti è aperto. Ovviamente ci saranno i nostri imprenditori artigiani, i loro dipendenti e collaboratori, è aperto agli architetti che tra l'altro con l'occasione avranno i crediti formativi, è aperto a tutti i cittadini che vogliono semplicemente venire a scoprire quelli che sono i servizi che possiamo mettere a disposizione. Ricordiamo che si svolgerà dal vivo, quindi in presenza meglio, ecco, appunto mercoledì 1 dicembre alle ore 17 nella sala industria della Camera di Commercio di Verona. Ecco, qui vedete anche la locandina. Quindi sostenibilità sociale, direttore, ma anche sostenibilità ambientale, un tema insomma del quale sentiamo parlare quotidianamente ormai. Naturalmente la pandemia ci obbliga alla registrazione, per cui l'invito è quello di collegarsi sui nostri social e sul sito confartigianato.verona.it, registrarsi, e l'accesso è con il Green Pass a partire dalle ore 17. Ecco, diceva, insomma, rivolgetevi a artigiani e professionisti che operano nel settore con serietà, anche perché insomma uno dei temi dei quali abbiamo parlato e si è sentito tanto, insomma, ci sono stati tanti casi anche negli ultimi mesi di infortuni purtroppo sul lavoro, riguarda la sicurezza, che è chiaro nei cantieri, nel mondo dell'edilizia è molto importante. È molto importante, e poi in questo momento esiste anche un problema oggettivo di reperimento sia delle maestranze sia dei materiali, per cui è fondamentale rivolgersi a professionisti che facciano dei preventivi corretti. Non spaventatevi dei tempi di attesa per ricevere i materiali, appunto, e per l'avvio del cantiere, perché questo è un problema congiunturale e che riguarda tutti, non soltanto il settore dell'edilizia. E quindi bisogna assolutamente non andare da persone che promettono cose che in questo momento non sono realizzabili. Tra l'altro a cavallo d'anno aspettiamo anche un aggiornamento degli aspetti fiscali e normativi collegati proprio alle ristrutturazioni, alle riqualificazioni, allo sconto in fattura, alla cessione del credito. Sono tutti servizi che Confartigianato può offrire in modo professionale e serio, e quindi l'invito è sempre quello di non darsi al fai da te, ma rivolgersi a strutture accreditate sul territorio e che lavorano con serietà.
E allora rinnoviamo l'appuntamento, avete capito il convegno è aperto a tutti, quindi mercoledì 1° dicembre alle ore 17 in Camera di Commercio, Green and Quality Life. Grazie davvero al direttore di Confartigianato Imprese Verona, Valeria Bosco, per essere stata con noi. Buon lavoro. Grazie, buonasera. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità per qualche minuto, non cambiate canale.